Da Chioggia a Caorle sono risuonate per protesta le sirene dei pescherecci. Il comparto in protesta contro il divieto del sistema di pesca a strascico e un'ulteriore restrizione delle aree di pesca deciso dall'Europa. Difendere il Giustinian per difendere la sanità pubblica, per difendere Venezia. In centinaia hanno sfilato per il mantenimento e il potenziamento dei servizi sociosanitari. Erosione della costa, sicurezza, servizi e lavoro ai residenti sono tanti i problemi per cui i comuni del litorale veneziano chiedono risposte al governo a Caorle prossimo summit nazionale del settore. La crisi della sanità veneta continua, la campagna del PD regionale dal titolo Prima è salute, in prima fila il senatore Andrea Crisanti. Il suo passato calcistico a nord-est lo lega a Venezia all'Udinese Panchine, che non ha mai scordato. Oggi è l'allenatore neocampione d'Italia. Le parole di Luciano Spalletti in esclusiva su Antenna 3. Per la prima volta la Biennale, oltre alla mostra internazionale d'arte cinematografica, ha portato il cinema dentro le scuole, più di 1000 i ragazzi coinvolti. Domani in diretta dalle 11 su Antenna 3 la staffetta dell'umanità, una grande marcia per la pace organizzata dal giornalista Michele Santoro, che unirà le regioni italiane in 8 tappe. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Le problematiche della pesca in primo piano da Chioggia a Caorle, anche sulla costa veneta. Oggi sono risuonate per protesta le sirene dei pescherecci. L'intero comparto è in agitazione. Sentiamo. Tutta Europa oggi che sta in qualche modo suonando le trombe. È chiaro che è solo un segnale che serve per allertare l'opinione pubblica e sensibilizzare Sinkevicius. Sono le 11:30. Le sirene dei pescherecci veneti risuonano in una protesta che accomuna il nostro settore ittico ad una mobilitazione del comparto in tutta l'Unione Europea. Una mobilitazione che chiama in causa le nuove politiche per il comparto del commissario alla pesca e all'ambiente Virginijus Sinkevicius. Secondo le associazioni di categoria, se approvati, il divieto del sistema di pesca a strascico e un'ulteriore restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% porterebbe il sistema al collasso. Un sistema che ha un peso determinante nell'economia della costa veneta. Il fatturato è attorno ai 500 milioni di euro solamente ai termini di produzione. Molto di più se invece riguardiamo l'indotto, 4 mercati ittici tra i più importanti d'Italia, Chioggia e Venezia di fatto lo sono ai termini di conferimento. La marineria dove siamo qui oggi di Chioggia è la prima marineria d'Italia per il conferimento e perciò i termini, i numeri sono così importanti da prevedere anche un collasso nel territorio, nel tessuto sociale vero. Come una voce sola, le sirene dei pescherecci risuonano per tutta la città metropolitana di Venezia, da Caorle al mercato ittico di Chioggia, il più grande d'Italia che con le nuove regole rischierebbe un tracollo. Noi abbiamo circa 220 imbarcazioni e per una previsione di questo tipo potrebbe comportare una riduzione almeno del 50%. Siamo stufi di pagare la campagna elettorale del commissario Silke Pillicius in Lettonia, dove non so neanche il paese dove abiti. Deve fare campagna elettorale, lo sta facendo per un'associazione ambientalista, il piano di azione che sta presentando è irricevibile. La politica locale scende in campo a difesa dell'economia e del lavoro dei pescatori. Nel veneziano è un fronte bipartisan contro le nuove normative europee. Divieto di pesca a strascico e ulteriori limitazioni alle aree di pesca, della protesta contro le nuove politiche di Bruxelles che potenzialmente potrebbero assestare una ferita mortale al comparto in provincia di Venezia. Il comune di Chioggia è in prima fila perché qui la posta in gioco è altissima. Se queste sono le politiche europee che mirano a creare nuovi posti di disoccupazione, non posti di lavoro ma posti da disoccupati, è chiaro che siamo nettamente contrari. Poi l'altro pericolo è quello che sulle nostre tavole non arrivino più ovviamente i nostri prodotti tipici locali. Se dovessero scomparire i prodotti tipici locali, secondo Coldiretti bussa già alla porta il pesce in provetta. In Germania ci sono i primi bastoncini di sostanza ittica coltivati senza aver mai visto il mare. Dobbiamo salvaguardare l'economia e soprattutto il lavoro, non possiamo permetterci di perdere queste nostre
tradizione, la nostra cultura, la nostra storia e soprattutto queste nostre specificità. Non vogliamo certamente perdere un'economia che deriva da questo settore e soprattutto non sapere poi dopo cosa avremo nel finale sopra i nostri piatti. Marco Dolfin è consigliere regionale di Chioggia della Liga Veneta, ma il fronte a difesa del settore è trasversale e unisce le forze politiche. Di Chioggia è anche Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico Veneto. E la pesca in Veneto, in virtù di quelle che sono anche le politiche regionali, è riuscita anche a declinarsi sotto l'aspetto di offerta turistica, cioè non è che si può pensare di dire che si fa la pesca turismo senza la pesca, quindi diventa una tegola per la regione intera che dovrebbe alzare il tiro e far capire che la stessa grinta e la stessa audacia che si usa quando si parla di Bolkestein bisognerebbe usarla anche quando si parla di pesca in Europa. Difendere il Giustinian per difendere la sanità pubblica, per difendere Venezia. È con questo slogan che stamattina centinaia di manifestanti hanno sfilato per Venezia chiedendo il mantenimento e potenziamento dei servizi sociosanitari al Giustinian. Il corteo è partito dalle Zattere raggiungendo Campo Santa Margherita dopo essere passato proprio a fianco al Giustinian. Negli interventi dell'incontro promosso da Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana e Amici del Giustinian è stata tra l'altro sottolineata la differenza di finanziamenti tra case delle comunità in terraferma e nella Venezia insulare, fornendo gli elenchi dei singoli finanziamenti tra PNRR e Fondo Sanitario Regionale. E continua, a proposito di sanità, la campagna del Partito Democratico Regionale dal titolo Prima è Salute, in prima fila il senatore Andrea Crisanti. La sanità del Veneto non è molto diversa dalla sanità italiana, non è che esiste un problema della sanità del Veneto, un problema della sanità della Lombardia, un problema della sanità della Calabria. Cioè, esiste a mio avviso un problema della gestione della sanità in Italia. Guardi, un sistema sanitario che funziona indipendentemente dalle persone e dalle regioni. Se ci stanno queste differenze significa che il sistema non funziona. Non usa giri di parole il senatore PD Andrea Crisanti, che sulla sanità veneta mette un punto. A margine della conferenza Prima è Salute, riflessione sulla campagna lanciata in Veneto in difesa della sanità pubblica. Quali sono i problemi? Li spiega il senatore Crisanti. Io sono sorpreso che la maggior parte di tutte le persone che affrontano il problema della sanità dicono ci vogliono più soldi. Forse ci vogliono più soldi e più risorse, ma ci vuole un modello di gestione completamente diverso, mi creda. La vera sfida è tagliare il cordone ombelicale che c'è tra la politica, che dovrebbe controllare, e la gestione, cioè il controllore. Finché non si fa questa cosa il sistema non funzionerà. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni la sanità veneta è stata in grado di erogarne 16 milioni secondo i dati forniti dal PD, che sul tema ha lanciato una petizione in tutta la regione. Abbiamo raccolto migliaia di firme e vogliamo dire che la regione deve fare di più, perché se non si garantisce il diritto alla salute, visto che metà dei cittadini non riescono ad avere una visita specialistica, vuol dire che il sistema sanitario regionale non sta funzionando, e se il sistema sanitario nazionale non metterà delle risorse in più saremo di fronte ad una crisi della sanità, ad un suo spostamento verso il privato, con la conseguenza che chi potrà accederà alle cure pagando e chi non potrà rimarrà fuori. Serve un cambio di passo, ribadisce il Partito Democratico. Proprio ieri mi è stato citato un caso che riguarda la sanità veneta, di una famiglia che deve fare una visita oculistica a una bambina di 6 anni e gli è stato detto che non c'è posto prima di dicembre. Siamo a maggio. È evidente che così non si può andare avanti. Dopo l'esperienza Covid, una cosa dovremmo averla capita, che tagliare risorse sulla sanità non ha senso, comprimere le risorse ai servizi della sanità non ha senso, perché poi quando arriva un'emergenza ne paghiamo tutti i costi. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata chiusa dopo 3 anni dall'OMS, ma i segni restano. La cronaca, doppio arresto dei carabinieri in 2 distinte operazioni per truffe online e possesso di documenti falsi. A Mira è stato rintracciato ed arrestato un 32enne condannato a Monza a 3 anni e 10 mesi e 10 giorni per una serie di truffe su internet nel 2022. A Favaro Veneto in manette un 40enne ucraino che deve scontare 6 mesi di carcere per aver esibito documenti falsi ad una pattuglia di carabinieri a Milano nel 2015.
E torniamo ora sulla costa, l'erosione delle spiagge, la sicurezza, i servizi e il lavoro dei residenti. Sono questi i problemi per i quali i comuni della costa veneziana chiedono risposte al governo. Complessivamente però i sindaci sono sempre più convinti che c'è bisogno di uno status particolare per le nostre città fisarmonica ed è quello che è emerso in tutti i temi come elemento conduttore, minimo comune denominatore. Regolamentare lo status di città balneare per garantire un sistema di servizi adeguato al vertiginoso divario che durante l'anno si registra tra popolazione turistica e popolazione stabilmente residente. E questo è l'obiettivo principe della rete nazionale dei comuni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche, il G20 Spiagge, che comprende ben 5 località del veneziano. Riconfermata per altri 2 anni coordinatrice nazionale, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, tira le somme del 6° summit dell'associazione ad Arzachena in Sardegna. Il tema dell'erosione, il tema dell'organizzazione burocratico-amministrativa, l'organizzazione dei nostri comuni, il tema della sicurezza e il tema dei servizi per i residenti. Uno per tutti, il lavoro come elemento trasversale di tutta la nostra costa italiana. In Veneto il turismo balneare gode di ottima salute, ma non per questo cessa la competizione con altre località e il pericolo di perdere turisti a favore di altre destinazioni del mondo. Il settore balneare innanzitutto in Veneto rappresenta quasi la metà delle presenze regionali, quindi 35 milioni di presenze su tutta la costa, ma poi è anche un settore maturo, fondamentale, ma che ha bisogno sempre di innovazione, che è la parola d'ordine non solo legata al tema del turismo. Ad Arzachena anche il passaggio di consegne con Caorle, che ospiterà il prossimo summit del G20 Spiagge. Io credo che sia una tappa importante perché questo G20 sta crescendo molto, ci sono trattati temi fondamentali per l'economia turistica, c'è stato un confronto su buone pratiche che vorremmo naturalmente ripetere, che vorremmo osservare, che vorremmo in qualche modo farne tesoro. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta edizione di Venezia. Oggi e domani a Marghera il Festival del fumetto e della cultura pop. È diventato oramai un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati dei fumetti e non solo. Venezia Comics taglia il traguardo della 10ª edizione con una nuova 2 giorni di eventi a Forte Marghera che stanno già registrando il pienone. Tante attività per tutti, ci sono attività gratuite per i bimbi, sfilate di cosplayer domani, ci sono 43 ettari di parco, tantissime attività per tutti. Le mostre a mercato con espositori da tutta Italia, autori conosciuti, autori esordienti, disegnatori di fumetti, autoproduzioni. E ancora concerti musicali, performance di arti marziali giapponesi, giochi e una serie di altri eventi per un viaggio a 360 gradi in quella che nelle sue 1000 sfaccettature è diventata una vera e propria forma di cultura, esplosa e consolidata nel Novecento, che vive il nuovo millennio con rinnovata vivacità. Un'occasione per stare insieme e per conoscere un'arte che è apertissima ai giovani. Venezia è una città dove il fumetto suona bene perché è anche inserita come categoria nei artefici del nostro tempo del Padiglione Venezia. Il suo passato calcistico a nord-est lo lega Venezia all'Udinese, panchine che non ha mai scordato. Oggi è l'allenatore neocampione d'Italia. Sentiamo in esclusiva le parole di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli campione d'Italia, a poche ore dalla conquista di uno scudetto storico, racconta in esclusiva per le nostre reti le sue sensazioni. Io in questo momento qui mi sento appagato, mi sento contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli. È quella la cosa fondamentale, è quella la vera felicità, aver fatto felici tante persone, aver dato la gioia a tutti quelli che amano il Napoli. Il Venezia, di cui è stato allenatore all'inizio della carriera in Serie A, si è congratulato con lui attraverso un post nei suoi profili ufficiali. A nord-est Spalletti ha guidato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League,
Lui ricorda il suo profondo legame con la terra e la tradizione contadina. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, è qualcosa che esce dagli schemi, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. In generale si merita questo scudetto che ha vinto il Napoli. Per la prima volta la Biennale, oltre alla mostra internazionale del Lido, ha portato il cinema dentro le scuole. Vediamo. Il cinema a Venezia non è di casa solo durante la mostra internazionale d'arte cinematografica. Lo ha confermato la rassegna che la Biennale di Venezia, per volontà del presidente Roberto Cicutto e del direttore del settore cinema Alberto Barbera, ha organizzato per la prima volta, coinvolgendo più di 1000 ragazzi delle scuole medie e superiori di Venezia, Mestre e anche di Treviso. Mauro Gervasini, critico cinematografico e consulente della Biennale Cinema, che ha accompagnato i ragazzi attraverso questo percorso, spiega. C'è un'iniziativa che nasce all'interno della Biennale di Venezia, lo scopo, l'obiettivo era quello di favorire la visione di alcuni film selezionati. Si è sviluppato su 8 giornate, 8 proiezioni. Il mio compito è stato quello appunto di accompagnare gli studenti e le studentesse attraverso queste visioni, le visioni di questi 4 film che sono stati Ready Player One di Spielberg, Quasi Amici con Omar Sy, un film francese. Il bilancio dell'esperienza è stato dunque molto positivo, un'attività che ha coinvolto anche la Marca. Abbiamo lavorato su un bacino di scuole di circa 30 istituti, quindi non poche, gli studenti e le studentesse coinvolte sono stati più di 1000, quindi secondo noi il bilancio può essere considerato molto positivo. Oltre alle scuole, diciamo così, del comprensorio Venezia Mestre, abbiamo coinvolto anche degli istituti scolastici di Treviso. Cinema e didattica si sono confermati un binomio vincente. C'è stata grande partecipazione dei ragazzi, in particolare su certi film, però devo dire per esempio con questo film con cui chiudiamo, che è La stranezza di Roberto Andò, che ha a che fare con la figura di Luigi Pirandello, c'è stato molto apprezzamento da parte degli insegnanti, perché Pirandello naturalmente fa parte anche del programma scolastico, quindi comunque c'è stata, diciamo, noi pensiamo anche un arricchimento dal punto di vista didattico. Domani la nostra prima edizione inizierà eccezionalmente alle 13 al termine di un evento nazionale che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 11, la staffetta dell'umanità, una marcia per la pace organizzata da Michele Santoro. Prima di tutto ben trovati, mi conoscete, sono Michele Santoro e voglio innanzitutto ringraziare questa televisione, perché grazie a questa televisione se voi domenica mattina potrete seguire lo svolgimento della staffetta dell'umanità. 4.000 chilometri articolati attraverso 8 tratte: Bolzano-Roma, Aosta-Roma, Palmanova-Piazzola sul Brenta, Camerino-Assisi, L'Aquila-Roma, Bari-Policoro, Messina-Isola delle Correnti, Cagliari-Porto Scuso. Obiettivo: arrivare a 4.000 portabandiera in tutta Italia. Il vessillo è quello arcobaleno della pace. Partecipazione gratuita, solo la volontà di ribadire il no alla guerra. È la staffetta dell'umanità che domani dalle 11 si snoderà lungo la penisola e che Antenna 3 trasmetterà in diretta fino alle 13. Un passaggio di consegne tra i partecipanti tramite GPS unirà il paese per un evento organizzato tramite l'applicazione Servizio Pubblico del giornalista Michele Santoro, che da strumento digitale di approfondimento si è trasformato in poche settimane nella piattaforma per organizzare una vera e propria marcia della pace. È una strada che ha tracciato la rete dei cammini ed è volutamente difficile, perché non passa da tante città dove il movimento per la pace è più forte. Ma col vostro aiuto la bandiera della pace supererà tutte le montagne. Prima di tutte la montagna dell'indifferenza. In questo caso la rete e le televisioni locali faranno il servizio pubblico che la RAI e i grandi giornali hanno smesso di fare.
Appuntamento dunque dalle 11 di domani su Antenna 3. Per questo, eccezionalmente, la nostra prima edizione tradizionale delle 12 inizierà alle 13, alla fine dell'evento. Una manifestazione che vuole andare oltre le ideologie e le polemiche. Ci chiamano putiniani, mentre la verità è una sola. La verità è che non c'è nemico più grande della guerra. Quindi seguiteci su questa rete, domenica, dalle 11 alle 13. Vi aspetto e ci tengo a ringraziarvi comunque la pensiate con tutto il cuore. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, il tempo tende a peggiorare progressivamente nel corso di domenica 7 maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà variabile con maggiori tratti di sereno in mattinata. A seguire qualche nube, specie sulle zone montane e pedemontane, dove saranno anche associate a precipitazioni sparse, possibili poi fin verso le zone limitrofe. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, poi nel pomeriggio nuvolosità sui monti ma un po' ovunque, con probabili rovesci e con qualche temporale in locale sconfinamento anche alle pianure circostanti. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso avremo il sole inizialmente, poi precipitazioni sparse, specie a partire dal tardo pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.